Ciao a tutti, sono Matteo di Midas Console Italia. In questo quarto capitolo parleremo di effettistica, gestione delle librerie e funzionalità delle librerie e di equalizzazioni grafici e grafiche Q on fader. Vi voglio mostrare oggi la sezione effetti, che ovviamente è quella che magari interessa di più in molti mixer. Premendo il pulsante Effects, accedo nella pagina relativa. Ricordiamoci come lavorano gli effetti all'interno del nostro mixer. Abbiamo 8 motori stereo, effetti. I primi 4 lavorano in sidechain o mandata bassa. Se non sapete cos'è una mandata bassa, non mi avete seguito attentamente nei precedenti video. E in insert. Gli ultimi 4, quindi dal 5 all'8, lavorano unicamente in insert. Spostandomi con le freccette, accedo ai parametri dei miei effetti. Il mio effetto lo seleziono con l'encoder che vedete a schermo, dove c'è scritto Type, e qua scelgo il mio effetto. Ad esempio, un Rich Plate Reverb e lo setto. Devo cliccare per confermare. Adesso questo effetto che ho selezionato, l'effetto 1, il mio Rich Plate Reverb, è disponibile come mandata bassa. Come si fa? È semplice. Seleziono il canale che mi interessa, ad esempio il rullante, vado nella sezione dei bus 13-16 e tiro sull'encoder relativo. Come vedete, il segnale sta arrivando. Premo bus 9-16. Come vedete il bus 13 mi sta mostrando il segnale, questo è il mio master verso l'effetto. Sulla parte destra del banco invece, andando su aux in USB, ho il mio ritorno stereo dell'effetto. Questo è quello che va verso il master. E da qua io posso anche mandare l'effetto verso una mandata monitor, per esempio, se il cantante, che ne so, vuole avere il riverbero nel suo monitoraggio. Bene, altro modo di usare gli effetti. Abbiamo detto che questi effetti lavorano anche in insert, quindi selezioniamo in modo da avere la voce insert e clicchiamo. Adesso il mio effetto, Rich Plate Reverb, lavora in insert. Non metterò un riverbero in insert, magari proviamo a mettere qualche altra tipologia di effetto. Potremmo ad esempio mettere un compressore, ok? Settiamo, adesso abbiamo un compressore, in questo caso è un equalizzatore. In questo caso è un Dual Program Equalizer, vuol dire che sono due canali indipendenti sullo stesso motore effetti. Se fosse stato stereo la dicitura, il motore effetti avrebbe agito in egual modo su entrambi i canali. Bene, adesso come facciamo a mettere un canale in insert? Qua siamo in insert e qua siamo a posto, ok? Come vedete qua non abbiamo voci, quindi andiamo a selezionare il canale che vogliamo mettere in insert, andiamo sulla parte config, come vedete qua avete la voce insert, cliccate e selezionate dove mettere il vostro compressore. Ricordatevi che per attivare l'insert la voce insert sullo schermo deve essere in arancione. Perfetto, se torniamo sulla parte effetti, adesso noi abbiamo insertato sulla batteria questo equalizzatore.
Ovviamente gli effetti posso insertarli anche sulle uscite e magari sul master, per esempio, avrò piacere di utilizzare un equalizzatore grafico, se magari devo fare delle rifiniture o delle piccole correzioni a quello che è il sound del mio PA. Bene, ricordatevi sempre che nella sezione Home selezionate cosa fare. Andiamo a vedere. Questi qua lavorano solo in insert, vi ricordo. Come vedete in questo caso andiamo a selezionare per esempio il main LR e attiviamo l'insert. Adesso sul nostro main abbiamo insertato un equalizzatore grafico. Come potete notare sotto abbiamo l'RTA, ok? Bene, possiamo o lavorare dal mixer, scusatemi, dallo schermo, come vedete, quindi se muovo l'encoder e seleziono il gain di quella frequenza, oppure premendo il pulsante Graphic EQ on Fader, la mia sezione bus diventa il mio controllo dell'equalizzatore grafico in gruppi da 8. Poi mi sposto ovviamente su quelli che mi interessano. Per resettarli mi basta premere i pulsanti mute. Ok? Posso scegliere di vedere l'RTA post tutto questo. Ok? Adesso ci sono altre funzioni interessanti che vorrei mostrarvi. Ad esempio, avete una voce che si chiama library. Nella voce library avete delle librerie preimpostate da Midas relative a canali, quindi con equalizzazioni, compressioni, eccetera, eccetera, relative a effetti, e quindi dei preset di effetti, e potete creare anche dei preset di routing. Cosa vuol dire questo? Esempio, seleziono il mio basso e carico il preset BBM bass, faccio il load preset, vuoi caricarlo sul canale corrente? Gli dico yes, perfetto. Adesso qui sul mio canale 9 ho caricato il mio preset. Posso anche fare un'altra cosa interessante. Spostiamo. Come vedete posso anche salvarne io, ok? Di preset. Quindi seleziono, che ne so, la chitarra e faccio save preset e gli do il nome che voglio. Così posso utilizzarla ogni volta che ne avrò necessità, con le equalizzazioni e le compressioni e i guadagni e anche le icone e tutto il resto che ho scelto. Save, perfetto, adesso ho la voce Git su la voce 78 della mia preset library. Stessa cosa vale per gli effetti, posso o richiamare l'effetto, quindi sullo slot che seleziono richiamerò un preset effetti, ok? Oppure posso salvare il mio preset creato, quindi se faccio un effetto, se creo una configurazione effetti che a me interessa, posso salvare il preset, esattamente come abbiamo visto prima, e richiamarlo dove voglio. Altra cosa che posso fare, sempre dalla sezione library, è esportare e importare le librerie di tutti i miei parametri, quindi dei canali, degli effetti o dei routing. Premiamo Home, riprendiamo la voce Utility
dove mi si presenta in sezione più piccola la parte preset, io qua cosa posso fare? Posso, ad esempio, copiare un canale su un altro. Quindi immaginiamo che voglio avere la stessa configurazione per le due chitarre, selezionerò una chitarra, toglierò l'head amp perché ovviamente sono due amplificatori diversi, copio il mio canale, seleziono il seguente e faccio un paste. Volete copiare dal canale 11 al 12? Dico yes, perfetto. Adesso sui due canali ho equalizzazione e compressori esattamente uguali, nonché anche il nome, l'icona, i colori e tutto il resto. Questa cosa si può fare ovviamente anche sui bus. Se volete maggiori informazioni sui nostri prodotti, su dove poterli acquistare o noleggiare, andate sul sito musictribe.prase.it/Midas. Se volete scriverci per qualunque domanda, andate sulla nostra pagina Facebook e mandateci un messaggio su Midas Console Italia. Nel prossimo capitolo parleremo dei gruppi DCA, dei gruppi mute e della sezione Assign del nostro mixer. Grazie a tutti.